Li accomuna l'appartenenza culturale al bacino del Mediterraneo e l'aver ricevuto un premio Nobel per la letteratura, ma anche un rapporto viscerale con la propria terra di origine che diventa il primo contesto per sviluppare la propria poetica. Sono Grazia Deledda e Orhan Pamuk, i protagonisti della seconda tappa della rassegna Il Nobel incontra i Nobel, organizzato dall'ISRE sotto la direzione artistica di Francesco Moscau. Il primo appuntamento si è tenuto oggi presso l'Auditorium Liliu di Nuoro con un convegno incentrato proprio sui temi del luogo e della memoria nell'opera dei due autori. La Sardegna nell'opera della Deledda ritorna a essere centro e non è più periferia. E se noi vogliamo davvero capire questo rapporto con la sua terra, il discorso della rappresentazione della Sardegna, che è il suo più appassionato oggetto di scrittura, noi dovremmo leggere intanto Cosima, cioè l'ultimo romanzo, il romanzo postumo. Il convegno è solo il primo assaggio di una serie di eventi culturali che si protrarranno da qui alla primavera 2020. Stamattina ci sarà il convegno dal titolo Senso del luogo, memoria e nostalgia, perché riteniamo che tra questi due scrittori ci sia proprio questa affinità, vale a dire entrambi attingono dal proprio luogo di origine il proprio patrimonio letterario, artistico e immaginifico. La manifestazione proseguirà poi nei mesi successivi, e cioè nel mese di marzo, alla fine del mese di marzo inaugureremo il Museo dell'Innocenza e infine alla fine di maggio avremo la presenza di Orhan Pamuk qui in città a Nuoro.